Al Pantheon la sera si vedono le attrici, si parla con gli amici a tarda primavera. Al Pantheon by night si rompono i bicchieri, ci sono gli stranieri, oh yes, ok, alright. Il Pantheon è famoso, ci sono 2 bar ai lati e sono sempre affollati anche il giorno di riposo. Ma la frase... Sì, sicuramente come percorso si addice alle caratteristiche del campionato italiano, insomma. La distanza non è quella perché sono quasi 30 km in meno, però comunque sia, dai, sono 7 volte uno strappo, hanno detto abbastanza duro, però di solito strappi del genere riesco a tenerli senza problemi, dipende dall'andatore che sceglieranno di fare oggi. Si può ordinare e poi può capitare Bernardo Bertolucci. Con la fontana al centro, il Pantheon, che eleganza, però la maggioranza... L'anno scorso avevo colto un buon terzo posto, quest'anno vengo da un buon piazzamento all'italiano sul terzo gradino del podio e oggi vediamo come andrà, dai. E al Pantheon c'è sorpresa di 1000 situazioni, Ferreri, Antonioni, senza... Ma oggi sicuramente è un percorso adatto alle mie caratteristiche e per questo cercherò di giocarmela fino in fondo. Spero che va bene a me o a qualcun altro della mia squadra. La salita è dura, però è anche corta, quindi tutti a restare attaccati lì e dopo giocarsela da fondo discesa all'arrivo. Io compaio dei gruppi ordinando burbu al Pantheon, al something you said. I just died in your arms tonight. By the bedside table, curtains closed, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me I just died in your arms tonight. Must have been something you said. I just died in your arms tonight. Moment's gone. I follow my hands from my head.
non vedevo l'ora che venisse la vittoria in una grande corsa importante e finalmente è arrivata. Sì, in questo momento stiamo crescendo come squadra, siamo molto uniti e infatti ci sta andando bene le corse. Queste corse importanti va benissimo il secondo posto, essendo la mia prima categoria. E questa corsa era in preparazione a pochi giorni che faccio la 3-3 bresciana, spero di entrare in nazionale, al mondiale. Sì, devo ammettere che hanno rischiato, hanno provato, e bisogna dargli tutti quanti i meriti. Dietro io devo ammettere che nel finale non ero tanto fresco perché dopo il campionato italiano le gambe erano un po' così.